Ben ritrovati, All In Sport. Gli ospiti di questa nostra settimana sono partiamo da Pietro Battistoni, abbiamo detto padrone di casa perché questo nostro bellissimo studio è allestito qui alla Trattoria Il Calmiere in Piazza San Zeno. Grazie Pietro. Grazie a voi. Sei padrone di casa, ma sei anche e soprattutto in questo contesto presidente di ABE, Associazione del Bambino Emopatico Oncologico. E poi restiamo in tema di sport con il cuore grande con Michele Adami. Ciao Michele. Buongiorno a tutti. Il quale ha preso un po' di tempo per stare con noi, ma in realtà di tempo ne hai poco perché stai preparando un'impresa assolutamente incredibile e sei arrivato oggi dicendoci che il tempo sta stringendo anche? Sì, io sento sempre che i giorni passano velocemente e mi sembra sempre di non avere mai abbastanza tempo. Stiamo facendo un grosso lavoro importante, una preparazione intensa, da me finora mai provata, però sono molto felice di avere questa opportunità. Scherzavamo un po' prima fuori onda con Michele perché lui è a caccia del record di distanza percorsa in bicicletta sui rulli. Allora dicevamo, Pietro, no, luoghi comuni, ma uno si mette là sulla bici, pedala, che difficoltà vuoi che ci sia mai, no? E invece tu stai facendo una preparazione in realtà per una vera impresa di endurance, no? Sì, allora il record è sul maggior numero di chilometri percorsi in 7 giorni, quindi dovrò pedalare 7 giorni consecutivi per cercare di battere lo spagnolo Julián Sanz che nel 2014 in 6 giorni percorse 2739 km. Adesso ce li ho scritti qui, cioè, ci dai una geografia di questi chilometri? La geografia, basta pensare all'Italia, insomma abbiamo lo stivale che da qui alla Puglia sono circa 1100 km, quindi proviamo ad immaginare quante volte avanti e indietro. Per battere lo spagnolo sono sufficienti 2 volte e mezza, per fare quello che ho in mente di fare, di tentare di fare, quindi 5000 km, vuol dire 5 volte avanti e indietro da qui alla Puglia, ecco, per esempio. Ci torniamo tra pochissimo perché tu questo lo stai facendo chiaramente non per la gloria, lo stai facendo con una finalità di beneficenza, di sensibilizzazione per un'associazione Onlus di Pistoia che si chiama Dynamo Camp. Sì, allora le motivazioni, le forti motivazioni che mi hanno spinto a cercare di battere questo record sono 2. La prima è perché volevo cercare in questo momento, dopo tutto quello che abbiamo passato, di trasferire un grosso messaggio di forza, e credo che in una pedalata di 7 giorni consecutivi di forza ce ne possa essere abbastanza. Il secondo è che mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe, quindi questo si è avverato, prendere tutto il ricavato e donarlo in beneficenza, e quindi abbiamo scelto Dynamo Camp semplicemente per il fatto che loro hanno già un progetto che si chiama 2 milioni di chilometri, quindi si parla già di pedalata, e quindi il nostro evento sarà fulcro in quel periodo del loro evento, per cui insomma diciamo che ci siamo trovati e ci siamo incastrati perfettamente, ecco. Dynamo Camp che si occupa di bambini e ragazzi comunque con malattie croniche, e qui Pietro chiaramente insomma
l'abbinamento della sensibilità, della solidarietà, dello sport con il bambino, la sua famiglia, le problematiche di salute. Insomma, Abeo da tantissimi anni sul territorio interagisce felicemente con le realtà sportive, no? Certamente. Vorrei precisare che è già un decennio che noi collaboriamo con Dynamo Camp, ospita i nostri bambini con rispettive famiglie e sono periodi settimanali. Dopo una settimana viene alternata un'altra famiglia o un altro bambino. Sono gravi patologie, perché tante volte sono anche bambini terminali, perciò gli si dà questa possibilità di essere in un contesto molto bello, molto arioso, con una diversità incredibile, perché noi siamo stati molte volte in Dynamo Camp, e la possibilità al ragazzo o alla ragazza di essere soprattutto trattato come un altro bambino, come un altro, cioè rientrano nella normalità per quella settimana. Vorrei precisare che in Dynamo Camp non esiste la televisione, non esiste la radio, non esistono i cellulari, pertanto viene dedicato tutto il tempo a questi ragazzi che sono ospiti della struttura. Ecco. Lo sport per i bambini oncologici è terapia, nel senso qualsiasi tipologia di sport va bene per i nostri ragazzi. C'è da dire che il 95% l'85% scusate, delle leucemie infantili guariscono, perciò abbiamo un'ottima statistica di guarigione. E di solito il ragazzo che è passato da un percorso abbastanza lungo di 5 o 7 anni all'interno di una clinica pediatrica vuole dimenticare, diciamo così, il suo status precedente. E qui entra lo sport, perciò si adoperano per o giocare a calcio, che diciamo è lo sport più importante a livello mediatico, però noi siamo molto collegati anche con la pallavolo, con il rugby, con il ciclismo. Elia Viviani è stato un nostro, non dico sponsor, ma sostenitore sicuramente. Perciò qualsiasi tipologia di sport fa bene ai nostri bambini oncologici. Ci torniamo tra pochissimo, adesso facciamo la nostra prima escursione sul territorio con il servizio di Alberto Cristani. Grazie Daniela, siamo allo stadio Euganeo di Padova, ma non parliamo di calcio. Andiamo a parlare invece con il presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio, e da lui ci facciamo dire qual è la situazione dello sport della nostra regione. Presidente Ponchio, come sta lo sport veneto? Lo sport veneto direi che sta in convalescenza, sta uscendo da una lunga e grave, pesante malattia, chiamiamola pandemia. 2 anni terribili. Il mondo dello sport sta cercando di uscire dal tunnel nuotando da solo, ma abbiamo l'assoluta necessità di avere aiuti pubblici. A volte a torto ci si dimentica dell'importanza del ruolo del CONI all'interno del mondo dello sport. Anche per legge, in questo momento, il punto di riferimento ha l'onere e l'onore di coordinare il movimento sportivo organizzato in Italia. Ogni e qualsiasi tesserato a enti di promozione, discipline associate, federazioni, sono patrimonio del CONI, sono parte di quello che deve essere il corpo pulsante, la vita dello sport italiano. I risultati sono importanti nello sport, è inutile nasconderci, però non sono l'unico obiettivo. Secondo te cosa bisognerebbe mettere più in evidenza dello sport e della pratica sportiva in generale? Mi piace dire questo, che il mondo dello sport è un unicum. Qualcuno in modo poco attento, perché non voglio essere più pesante, con la legge di riforma dello sport ha voluto dicotomizzare lo sport, dicendo che la base è una cosa e il vertice è un altro. Errore più grande non si può fare. Lo sport è un unicum che ha una catena di trasmissione tra la base e il vertice perché sono autosupportanti.
il vertice innesca la voglia di fare sport dei ragazzi che alimentano la base alimenta il vertice. Questo è il messaggio, secondo me, più importante che posso dare per lo sport. Cosa ti piace in particolare dello sport? Mi piace soprattutto sottolineare che lo sport è o dovrebbe essere o dovrà diventare uno stile di vita e non un momento nella vita delle persone. Cioè lo sport lo si può e si deve fare da quando si nasce a quando si diventa adulti o vecchi come me. Deve essere in modo evolutivo, non sempre nello stesso metodo, ma deve essere un'abitudine e uno stile di vita. Che presidente è Giovanni Malago? Ha entusiasmo e competenza. Se siamo riusciti a bypassare questi 2 anni difficili di convivenza anche conflittuale, inizialmente con Sport e Salute, questo ectoplasma, questa invenzione della riforma dello sport, l'abbiamo fatto grazie a lui, alla sua pazienza. Adesso siamo in un equilibrio costruttivo con Sport e Salute, credo che piano piano ognuno avrà le sue cose da fare, noi faremo bene le nostre, speriamo che loro facciano bene quello che devono fare. Mancano 4 anni al via delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, un'opportunità da non perdere per la nostra regione. Sono un acme, sono come l'Everest dello sport. Noi nel Veneto abbiamo la soddisfazione di ospitarle, abbiamo il dovere di organizzarle bene, si stanno impegnando tutti, compreso a livello governativo, il CONI, la Regione Veneto, il governatore Zaia in persona si sta impegnando molto. Plaudo alle iniziative e al sostegno economico della Regione alle Olimpiadi e gli chiediamo anche di vedere il resto dello sport veneto che ha bisogno di aiuto. Chiudiamo questa piacevolissima chiacchierata con un gioco. Hai a disposizione i 3 desideri del genio della lampada. Dove li impiegheresti in ambito sportivo? L'attività motoria nella scuola primaria è obbligatorio. Il secondo, anche questo un po' annunciato, che la pratica sportiva diventi uno stile di vita e quindi ci siano le opportunità a tutte le età per fare sport. Il terzo è che lo sport entri, come c'è una proposta di legge già in corso, entri in Costituzione, perché solo così avremo pari dignità con le altre forme di cultura. Lo sport è cultura e come tale va trattato. Ancora qui in studio, ci ritroviamo però tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, con la seconda parte di All In Sport. Vi aspetto. Ben ritrovati, seconda parte di All In Sport. Ritorniamo con Pietro Battistoni a parlare dell'importanza dell'inclusione dei ragazzi, dei bambini nell'attività sportiva, però insomma ci dicevi, ovviamente c'è anche un aspetto di solidarietà più relativo all'aspetto economico, no? In cui chiaramente l'interazione, l'integrazione di collaborazione con le varie realtà del territorio, insomma, negli anni ha sicuramente aiutato per la visibilità e chiaramente anche per un aspetto economico importante per il sostegno della vostra attività. Allora diciamo che la comunicazione sportiva è una comunicazione importante.
quando una squadra si muove e viene in reparto, per dire, può essere una squadra di calcio, può essere una squadra di rugby, il volley e tante altre realtà, la comunicazione si muove, perciò i media trovano spazio per poi comunicare alla cittadinanza che la squadra, nel nostro caso siamo Hellas Verona, perché Hellas è molto vicino alla nostra realtà, ma non da ieri. Diciamo che la prima donazione importante è stato l'addio al calcio di Pierino Fanna, perciò parliamo di, non so, 25-30 anni fa, insomma, vuol dire che questa società è vicina ad Abeo da un trentennio, insomma. Poi si sono avvicinati il rugby, si è avvicinato il volley Verona, la pallacanestro di Verona, e questa comunicazione è linfa, perché poi arrivano i soldi. Dopo una comunicazione importante, dopo una comunicazione nell'ambito sportivo, noi ci ritroviamo ad avere dei benefici economici importantissimi. Talune squadre invece fanno delle aste, mettono all'asta le maglie, ok? E arrivano tanti soldi anche perché queste maglie gli danno un valore importante. Ci sono varie forme per una raccolta fondi a beneficio dell'associazione. Diciamo che lo sport è una pedina veramente importante. Una curiosità sull'aspetto proprio prettamente atletico e di performance, no? Perché lì abbiamo detto, cioè, la squadra sarà anche chi ti sta intorno e ti aiuta e ti sostiene in questo, perché abbiamo detto è una prova di endurance veramente estremamente dura. Sì, allora partiamo dalla preparazione e da chi si è offerto nel prepararmi questa impresa quasi impossibile. Ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere Diego Bragato e Marco Compri, che fanno parte del team performance della nazionale italiana, quindi sono due preparatori di altissimo livello, e insieme a loro stiamo costruendo questo cammino e questo percorso che è molto intenso. Sicuramente la condivisione, quindi l'appoggio delle persone e la condivisione di questo record, quindi il poter percorrere dei chilometri insieme agli altri, mi può dare un aiuto molto forte, perché qui gioca molto l'aspetto psicologico oltre che a una preparazione fisica adeguata, per cui io conto tanto sull'appoggio di tutti, ecco, per poter riuscire in questa impresa. C'è una cosa particolare che ti vorrei dire, questo record io ho sempre detto che non sarà il mio record, ma sarà il record di tutti. Io ho bisogno di una condivisione di questa cosa, tanto più che abbiamo pensato di mettere 2 postazioni accanto a me, in modo che tutte le persone possano venire a pedalare, a fare un pezzo di strada insieme a me. Addirittura io, per esempio, ho un amico down, a lui piace camminare, e per quel giorno farò portare un tapis roulant in modo che lui possa fare un pezzo di strada insieme a me. Ecco, questo è un messaggio molto forte di condivisione. Questo non sarà il mio record, ma sarà il record di tutti, perché è la nostra forza per la ripartenza ed è la beneficenza e un sorriso verso chi sicuramente ne ha bisogno. Ecco. Io mi prenoto, Pietro. Certamente. Ma tu a piedi o pedalare? A piedi. Va bene il tapis roulant anche per Pietro. Io sono scarsissima a pedalare, ma pedalo volentieri un pezzo con te. Ci vediamo adesso insieme il servizio di Alberto Crestani e poi ci ritroviamo qui per un ultimo saluto insieme ai nostri ospiti. Noi siamo nati nel 2018, nel settembre del 2018, volevamo avere una squadra tutta nostra e adesso ce l'abbiamo. Siamo molto particolari perché siamo partiti da un allenatore e 2 atleti e adesso siamo 5 allenatori e 31 atleti. È una squadra proprio nostra, è nostro l'idea del logo, che è nato da un'idea di Misha Palazzo, è nostro anche il nome, Verona Swimming Team. Così in poco tempo siamo diventati una delle principali realtà di riferimento del nuoto veneto.
Noi facciamo nuoto a livello agonistico e siamo affiliati per due grandi federazioni, la FIMP e la FISDIR. E stiamo anche incominciando a fare qualcosa con Special Olympics, proprio perché vogliamo dare delle opportunità a 360 gradi ai nostri atleti. Ci alleniamo qui al Centro Federale Alberto Castagnetti. È un'eccellenza per quanto riguarda sia il nuoto a livello nazionale che il nuoto a livello paralimpico, perché qui abbiamo tutto, abbiamo la vasca da 25, abbiamo la vasca da 50 e una palestra. Grazie alla grossa collaborazione con la federazione, con Roberto Cognonato che è il direttore, stiamo crescendo e abbiamo raggiunto risultati pesanti. Insomma, alle Olimpiadi abbiamo portato 3 atleti, abbiamo vinto 11 medaglie, quest'anno avremo davanti a noi campionati del mondo, campionati europei, a fianco atleti che girano il mondo abbiamo anche atleti a livello nazionale e a livello regionale, quindi la nostra squadra è una squadra che fa attività agonistica e promozionale a 360 gradi. Per me il nuoto è un amico, un fisioterapista che mi sta sempre accanto, che mi aiuta nella quotidianità e senza quello non avrei potuto fare tante cose che sto facendo in questi anni. È una condivisione di momenti di gioia, di tristezza, di vittorie, di sconfitte, ma l'importante per me il nuoto è che anche il riconoscimento è un po' tutti abbiamo delle disabilità diverse, un po' tutti abbiamo delle cose diverse ed il diverso per noi ci rende tutti uguali per uno stesso obiettivo. Per me il nuoto fa bene nuotare, e mi piace nuotare. Non è più tanto difficoltoso nuoto, non è facoltativo. Magari se hai brutti pensieri e altre cose, venendo a nuoto io me li tolgo questi pensieri, quindi il nuoto per me è importante anche per questo. Per me il nuoto è libertà, espressione e grinta. Per me è un aiuto per i muscoli, tutto e mi dà è uno sport bellissimo e mi dà piacere, mi dà la forza. Fabrizio, per te che cos'è il nuoto? Il sport del nuoto è completo, ti organizza tutto il corpo e ti libera la mente e via. Che cos'è per te il nuoto? Tutta la vita. Siamo in chiusura, però voglio tornare da Michele perché ci hai dato qualche numero a microfoni spenti che vale la pena di ricordare ai nostri amici. Allora, uno che per battere il record che tu hai in mente, quindi 5.000 su 7 giorni, media di... Allora, partiamo da qua. Il primo obiettivo è portare in Italia quello che adesso è in Spagna. Qua ci metto un po' di agonismo. Okay. E quindi 2.739, quindi portare il record in Italia. Il secondo è tentare di raggiungere 5.000 per dare più risonanza a quello che è il messaggio di forza e la beneficenza che andremo a fare. I numeri sono questi, per farvi capire. Per riuscire a fare 5.000 km in 7 giorni bisogna pedalare a una media dei 35 km orari per 20 ore al giorno. Vogliamo, e così si riposa 4 ore. Vogliamo riposare di più e pedalare 18 ore, ovviamente aumenta la media. Questo è, non so se ho trasferito bene quelli che sono i numeri e le velocità. Benissimo, ci hai ricordato prima che possiamo pedalare con te. Possono farlo anche tutte le persone da casa, ovunque siano nel mondo, registrandosi sul sito. Sì, perché il progetto 2 milioni di chilometri di Dynamo Camp prevede una registrazione, poi spiegheremo naturalmente tutto sulle pagine social, però lo ripetiamo anche qui. Prevede una registrazione da parte di chiunque, quindi chiunque può pedalare con me sia fisicamente, ma anche a distanza. Uno potrebbe pedalare dalla Sicilia, registrarsi sul sito Dynamo Camp, registrare i chilometri che ha percorso e fare una donazione rispetto a quei chilometri, per cui
è proprio una condivisione a 360 gradi che non ha confini, quindi questa è una cosa molto bella. Ecco. Ci siamo presi qualche istante in più, io vi ringrazio. Pietro, tu ci hai ricordato ancora, insomma, che ci sono tante belle interazioni con tanti sportivi che si avvicinano. Sì, ho dimenticato di parlare prima di Giampaolo Bendinelli, un Ironman che corre sempre, qualsiasi lui fa il triathlon di solito, ha sempre una maglietta Abeo addosso. La maratona ci coinvolge sempre con uno stand dove noi possiamo essere presenti nella nostra comunicazione con i nostri oggetti, con i nostri, chiamiamo così per ricordare Abeo. E poi se dimentico qualcuno, scusatemi, insomma, ecco. Allora, fatevi sentire, fatevi vedere, contattate Pietro per diventare sempre di più in questa grandissima squadra. Un grandissimo in bocca al lupo a Michele Adami. Hai la maglietta giusta, buon viaggio. Niente a caso. E grazie a Pietro Grazie Battistoni. Noi ci ritroviamo naturalmente la prossima settimana con All In Sport.